La dolcezza noi siamo pochi, lo andiamo a trovare negli ortaggi, perché no? Il professore parla attraverso il computer, l'aula vuota, ma ad ascoltarlo ci sono tutti i suoi alunni, quasi tutti presenti, collegati dalle loro postazioni casalinghe. Andare a scuola ai tempi del coronavirus implica un viaggio virtuale, fermi seduti nelle proprie camere. L'importante però è continuare a studiare ed apprendere. Ecco come si svolgono da oltre una settimana le lezioni all'Istituto Professionale ENAIP Veneto, la sede è a Padova. Avvierò una cartella su Google Drive con la nostra classe. Quella cartella la useremo per scambiarci dei documenti. Dalla loro abitazione si collegano e trovano i loro insegnanti e fanno le lezioni sostanzialmente, cioè gli insegnanti danno l'opportunità anche di dare come senso di responsabilità nella presenza come cittadini e come studenti, giusto anche per sentirsi impegnati in una video lezione sulle quali poi faranno i compiti e saranno anche valutati. Boh, aspetta che alzo un po' l'altoparlante. Ecco, allora Edoardo, spegni per piacere il microfono che parla un attimo Daniele. La formazione a distanza dura 6 ore, come una qualsiasi lezione a scuola. Gli alunni si collegano grazie ad un applicativo di Google e con testi, slide e quaderni seguono le lezioni classiche di storia, matematica e tecnica professionale. I ragazzi sono molto entusiasti. Alcune difficoltà a livello mediatico ci sono state, attivare piattaforme, mail, password e quant'altro, però per adesso sta andando bene l'esperienza, i ragazzi hanno tutti una loro postazione a casa, la presenza è quasi al 100%. Manca certo la componente dell'aggregazione, della socialità tra compagni di classe, ma è una rinuncia che si fa a fin di bene. La scuola telematica è il futuro e potrebbe essere utilizzata anche oltre l'emergenza del coronavirus. La formazione a distanza succede oggi per il coronavirus, è un'emergenza, ma è una cosa fondamentale perché oggi i lavoratori, perché ENAIP forma i ragazzi, noi abbiamo 4.000 ragazzi ma forma 5-6.000 adulti all'anno e queste persone, stiamo parlando di più di 10.000 persone, lavorano nelle imprese. E le imprese hanno commesse all'estero e quindi la formazione a distanza serve per poter confrontarsi, per esempio, sulla manutenzione di un pezzo di una macchina che in questo momento è ad Abu Dhabi.